Sarà la Basilica del Santo, la stessa dove si erano riuniti i compagni per lui il lunedì scorso, ad accompagnare la famiglia nell'ultimo saluto a Carlo Alberto Conte. 12 anni, il giovanissimo atleta delle Fiamme Oro Padova si è spento martedì scorso dopo essere stato colto da un infarto domenica a Vittorio Veneto durante la sua prima gara di atletica. Una morte dolorosa e difficile da accettare per mamma Valentina, che 6 anni fa aveva già perso il fratello Luca, per il papà Dino Massimiliano e per la sorella, che si sono aggrappati in questi giorni al grande affetto che li ha travolti e alla loro fede. Una morte a cui la scienza proverà a dare un senso attraverso lo studio del cuore di Carlo Alberto, che sarà esaminato la prossima settimana dalla professoressa Cristina Basso, cardiologa ed anatomopatologa dell'Università di Padova, specializzata nello studio delle morti improvvise. Altre persone potranno sopravvivere grazie a Carlo Alberto, un ultimo atto di generosità di un adolescente pronto a sbocciare la vita che ha visto i suoi sogni fermarsi troppo presto.